Reati prescritti. Il decorso del tempo cancella tutte le accuse a carico degli 8 imputati del processo sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto villaggio dei VIP, un complesso di villette a schiera nei pressi della Scala dei Turchi, bloccato sul nascere dall'inchiesta. I giudici della seconda sezione penale, presieduta da Vilma Angela Mazzara, hanno ritenuto che tutte le accuse, alcune delle quali risalenti al 2008, non siano più punibili e hanno messo una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione. Si tratta dell'architetto Giuseppe Vella, 59 anni, funzionario del comune di Realmonte, di Giuseppe Farrugia, 64 anni, ex sindaco di Realmonte, nonché progettista della lottizzazione Comaer, Cristoforo Giuseppe Sorrentino, 54 anni, tecnico dell'ufficio tecnico di Realmonte, Daniele Manfredi, 57 anni, direttore dei lavori, Giovanni Farrugia, 61 anni, direttore dei lavori per le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione Comaer, Vincenzo Caruso, 62 anni, Agostino Friscia, 65 anni e Calogero Carbone, 65 anni, dirigenti della soprintendenza. Il pubblico ministero Cecira Baravelli aveva chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di Manfredi, accusato di abuso di ufficio e falso. 2 anni per tutti gli altri, ai quali si contesta il solo abuso d'ufficio. I reati di lottizzazione abusiva e di deturpazione di bellezze naturali risalenti a partire dal 2008 anche per il magistrato della procura erano prescritti. Restava in piedi, secondo la sua ricostruzione, solo l'abuso d'ufficio contestato a tutti gli imputati e la singola accusa di falso ipotizzata nei confronti del direttore dei lavori Daniele Manfredi, che avrebbe attestato falsamente in 2 perizie consegnate alla sovrintendenza che il progetto rispettava il limite delle distanze di 150 metri dalla battigia. Era questa una delle principali accuse, oltre allo sforamento delle altezze dei fabbricati. Tuttavia i giudici, che sulla questione hanno accolto le richieste dei difensori, hanno ritenuto che tutte le accuse fossero prescritte.